Lascio la parola all'ingegnere Busato. Intanto, scusate se vi parlo nella lingua che mi ha insegnato mio compagno Marco. Allora, siamo più del musetto. A distanza di 6 giorni, quasi 3, dall'esame, in cui già arrivo tra i 150 e i 200. Per una riunione che è stata organizzata un paio di settimane fa, senza grandi investimenti in comunicazione, solo con un grande impegno, ma questo testimonia, questa sera voi altri la testimonianza che quella valanga per l'indipendenza del Veneto si sta formando. Vorrei un applauso per Diego Turco, perché merita tutto. Con Diego, con Lodovico, con Alessia, questo c'era 2 anni fa, 3 anni fa, già ero in 5 in questa stessa sala. E che c'erano delle elezioni anche. Allora, questi numeri vi fa capire perché mi do la consapevolezza che il percorso politico, democratico e legale, pacifico e naturale per l'indipendenza del Veneto sta avvenendo sotto i nostri occhi. Noi altri stiamo vivendo la storia, noi altri stiamo facendo la storia, come che sia giusto che sia, perché se proprio nei momenti di estrema difficoltà, nei momenti di grave crisi, che viene fuori quella caratteristica dei veneti, del popolo veneto, del sapersi rimboccare le maniche, del sapersi mettere in gioco e del saper trovare tutti uniti quella che è la strada per portare avanti il futuro. Noi altri qua, tutti insieme, siamo la testimonianza di questo percorso, perché oggi organizzare una riunione politica dove si parla di politica e impedire una sala dei cittadini a scorsè, vi assicuro che non è una roba normale, o meglio, l'ase normale se noi altri abbiamo consapevolezza che stiamo creando la storia. Vi parlo del percorso naturale, parlo meno di politiche, cerco anche di essere sintetico perché se non dai un po' avanti con gli orari, ma mi voglio fare presente una cosa. Tutti noi altri che abbiamo cominciato negli ultimi anni a muoversi, se migliorare le comunicazioni, se migliorare i trasporti, anche se purtroppo ultimamente diventa molto costoso farlo, e in un paio d'ore, senza passare dogane, senza passare nessuna barriera, noi altri, magicamente, ceppando l'autostrada, andando da che parte, se troviamo una realtà profondamente diversa rispetto a quello che viviamo qua. Se andiamo in Slovenia o andiamo in Austria, 2 stati indipendenti e di piccole dimensioni, se rendiamo conto che si può vivere diversamente da come che stiamo vivendo adesso. E se rendiamo conto che quella che ne parla e che ne descrive come crisi, più che una crisi, è un tentativo di farne vivere nella rassegnazione che non esiste alternative a questa crisi. E questo non è vero, questo è assolutamente falso. La dimostrazione fisica la abbiamo qua vicino. E tenere presente che sloveni e austriaci non è chi abbia 3 gambe, 3 bracci o 2 teste, dice come noi altri, anzi probabilmente il problema è proprio questo, che noi altri veneti siamo così bravi e che abbiamo un così alto senso di responsabilità che fino ad oggi se abbiamo illuso e che abbiamo illuso tutto lo Stato italiano che fosse possibile continuare a tenere in piedi questa baracca marcia e fallita
dell'Ove Italia. Questo sinceramente è possibile anche per noi altri veneti. E allora, siccome se c'è una cosa, appunto, come dicevo all'inizio, che ne caratterizza è il senso di grande responsabilità, il senso di grande concretezza, se è chiaro e si capisce perché che c'è così tante persone che si riunirono qua stasera pur avendole chiamate in così poco tempo a partecipare. Perché in Veneto sta nascendo una nuova stella, anzi si è nata una nuova stella politica. Questa stella si chiama Veneto Stato e questa stella illumina il firmamento della politica veneta in virtù della concretezza e della fattibilità di cui verrà a parlare il nostro segretario Lodovico Pizzati del progetto politico che proponemo ai veneti. L'indipendenza del Veneto è la cosa più moderata, più sensata e più fattibile che oggi in Veneto si possa proporre in termini politici, e è una cosa anche estremamente semplice da ottenere, perché per farlo basta che siano d'accordo noi altri veneti. Allora mi dico, ok, gli austriaci già già indipendenti, no? Che avevano questo status, ma gli sloveni? Perché si parla tanto della grandezza della storia veneta, della nostra grande età dell'oro, come chiamiamo noi, no? Della Repubblica Serenissima, che per vedere se anche solo una parte della lunghissima, fantastica storia veneta che risale a 3500 anni fa, se andiamo a vedere. Ma allora, come mai noi altri veneti, che pure avevamo questa grandezza, avevamo questo grande diritto storico a portare avanti la nostra indipendenza, non siamo riusciti in quello in cui sono riusciti gli sloveni, che pure nella sua storia non ha mai avuto una storia di Stato indipendente prima di 20 anni fa. Il motivo è quello che vi dicevo un poco fa, che c'era delle scuse che si davano, queste scuse oggi si finite. Oggi tutti sappiamo in cuor nostro che si tratta di fare una scelta, e questa scelta, come veneti, si può fare. E tenere presente, e qua vado verso la parte finale del mio discorso, che questo, che diciamo un percorso naturale, sia un percorso naturale perché noi altri veneti dobbiamo sganciarsi, oltre che da quello spirito dell'assegnazione al grigiore in cui mi vuol tenere l'83esimo sistema informativo del mondo in quanto a libertà di informazione, oltre a non doversi rassegnare a quel grigiore, dobbiamo essere consapevoli che se c'è un difetto che ne ha portato l'Italia, è il provincialismo. E noi altri siamo convinti, guardiamo alla nostra realtà, che il mondo si ferma ai confini dell'Italia. E invece no, e il mondo va avanti. E come che è andato avanti negli ultimi decenni? Allora il percorso naturale a cui stiamo arrivando noi altri è nient'altro che il percorso naturale che sta attraversando una nuova fase di costituzione di stati indipendenti, che è l'altra faccia della medaglia della globalizzazione economica. Noi altri sappiamo benissimo che nel momento in cui noi altri come veneti che mettiamo poco a portare le nostre merci in giro per il mondo, oppure che mettiamo poco a spostarsi, a comunicare con il resto del mondo, sappiamo bene che avere uno Stato di dimensione elefantiaca non ne serve più a niente, anzi si diventa una palla al piede. Allora è naturale che prendiamo quello stesso percorso che ha visto a inizio Novecento il formarsi gli stati di Norvegia e di Finlandia, per esempio nella Scandinavia, che ha visto dopo negli anni 30 liberarsi e rendersi indipendenti molti stati che facevano parte del glorioso impero britannico, dall'India all'Australia, al Sudafrica, a quell'altra fase che si seguì tra la prima e la seconda guerra mondiale, subito dopo la seconda guerra mondiale, con la liberazione degli stati dall'era post-coloniale, all'altra fase che molti di noi altri che ha vissuto, qualcun altro più giovane probabilmente che solo letto nei libri di storia o nella cronaca,
che ha visto la liberazione e la costituzione di molti stati indipendenti nella vecchia Europa orientale, e adesso finalmente comincia ad arrivare questo fortissimo vento di indipendenza anche nell'Europa occidentale. Ecco che noi altri veneti non siamo estranei a questo fenomeno che sta vedendo la costruzione della Scozia indipendente, della Catalogna indipendente e del Veneto Stato indipendente, e voglio ben vedere che noi altri non ci pensiamo in mano questa nostra responsabilità adesso, anche per il dovere che abbiamo nei confronti proprio della nostra storia. Io dico sempre che come veneti, noi altri, nel mondo siamo riconosciuti. Siamo stati un esempio di dignità e di civiltà riconosciuta in tutto il mondo nella storia. Tuttora, se noi altri andiamo, per esempio, nei musei, nel National Gallery, dove si dipinge, dico sempre, la gloria, no? Dell'impero britannico, noi altri, se andiamo alla mostra permanente, nella prima sala in cui entriamo, troviamo un'intera stanza di Tiziano Vecellio. Nella seconda stanza, che si trova a destra, sempre nella mostra permanente, troviamo un'intera sala del Canaletto, e a sinistra un'intera sala di Paolo Veronese, e nelle didascalie c'è ben scritto Venetian Painters, pittori veneti, così come nelle didascalie di altri pittori di Roma, di Firenze, di Bologna c'è scritto Italian Painters, pittori italiani. Allora, nel mondo ne riconosce come veneti, noi altri adesso che sappiamo di essere veneti ogni giorno di più dobbiamo far nostro quello che è un dovere civico per il nostro bene, per il bene dei nostri figlioli, con il consenso dei cittadini veneti che abbiamo dimostrato e che crescerà ogni giorno di più, e attraverso quel percorso democratico, pacifico e legale che ne porterà all'indipendenza del Veneto Stato. Grazie. Non ho mai creduto all'unità d'Italia. È un'idea che ho respinto sul piano dei principi e che contesto sul terreno della pratica. L'immensa maggioranza degli italiani è federalista. Per far funzionare questa macchina immensa è necessaria una burocrazia prodigiosa e legioni di funzionari per difenderla dall'interno e dall'esterno.